Beh, ho ritenuto opportuno relazionare all'Aula in merito allo stato di fatto, oltre a quello che già si è appreso dalla stampa sulla crisi Safilo. Purtroppo la nostra regione rischia di venire fortemente colpita con lo stabilimento di Martignacco in seguito alla riorganizzazione complessiva del gruppo in Italia. Noi avevamo avuto modo, io e la collega Rosolin, di incontrare già l'amministratore delegato qualche settimana fa, il quale però ci aveva dato a sommi capi quelle che erano le idee, ma da società quotata in borsa non ha potuto scoprirsi più di tanto. Quello che io farò già oggi, chiederò un incontro al Mise, al Ministro, per poter portare sul tavolo nazionale questo problema che è assolutamente importante per la nostra regione. Parliamo di 250 persone a rischio, quindi urge un incontro con il Ministero. Vi aspettavate numeri simili? Ma il rischio c'era nell'incontro che abbiamo avuto, seppur non contornato con delle definizioni certe, tra le varie ipotesi c'era anche la chiusura dello stabilimento Safilo di Martignacco. I numeri sono quelli, 250 persone sono 250 persone. Adesso ci è stato garantito che fino al 7, però prendetela col beneficio di inventario, fino al 7 le bozze rimarranno ferme e poi si vedrà. Io voglio anticipare un po' le cose convocando questo tavolo, chiedendo la convocazione del tavolo a livello nazionale per vedere se possiamo intervenire.